vogliamo dire al Signore, Signore, grande sei tu. Alleluia. Gloria a Dio. Oh mio Signor, allor che con rispetto io miro il cielo che fece il tuo volere e lo splendor di stelle o sento il tuono e il mondo intero che narra il tuo potere. Il cuore innalza a te, Signore, grande sei tu, grande sei tu. Un canto il cuore innalza a te, Signore, grande sei tu, grande sei tu. Su quei monti e degli uccelli io sento il cinguettare e vedo giù immensi prati verdi ed un ruscello ascolto il mormorare. Un canto il cuore a te, Signore, grande sei tu, grande sei tu. Un canto il cuore innalza a te, Signore, grande sei tu, grande sei tu. E nel pensare che Salvator qui in terra venne a soffrire per l'uomo peccator, che gli portò sul Golgota i miei mali e che morì per darmi pace e amore. Un canto il cuore sei tu, grande sei tu. Un canto il cuore innalza a te, Signore, grande sei tu, grande sei tu. Quando Gesù ritornerà dal cielo e gioia pieno mi darà lassù, mi prostrerò davanti al suo bel trono per proclamare, Signor grande sei tu. Un canto il cuore innalza a te, Signor, grande sei tu, grande sei tu. Un canto il cuore innalza a te, Signor, grande sei tu, grande sei tu. Un canto il cuore innalza a te, Signor, grande sei tu, grande sei tu. Un canto il cuore innalza a te, Signor, grande sei tu, grande sei
grande, alleluia. Potete accomodarvi. Vi leggo da Efesini capitolo 2. Dio ha vivificato anche voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo, secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli d'ira, come gli altri. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo. È per grazia che siete stati salvati. E ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatto sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della sua grazia, mediante la bontà che Egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. Infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. E se avete notato quante volte Paolo ripete in questo breve brano in Cristo Gesù. Il senso della nostra vita è in Cristo Gesù. Lo scopo della nostra vita è in Cristo Gesù. Il centro della nostra vita è in Cristo Gesù. E il nostro culto vogliamo che sia in Cristo Gesù. Alleluia. Vogliamo celebrare il nostro Re con il cantico 847. Alleluia. Gloria a Dio. Siamo contenti di essere nella casa del Signore. Saranno le nostre lodi, la nostra attitudine, il nostro offrire il culto al Signore a dimostrare quanto siamo contenti di essere insieme ai fratelli a celebrare il nostro Re. Alleluia! Grazie Gesù. Gioia del Signore la mia forza, a Lui tutto l'onore e la gloria, ogni potenza e maestà appartengono a Lui per sempre, amen. La gioia del Signore la mia forza, a Lui tutto l'onore e la gloria, ogni potenza e maestà appartengono a Lui per sempre, amen. Celebra il Re, esalta il Re, muovi il cielo adorando Lui. Celebra il Re, esalta il Re e adora il suo nome. Celebra il Re, esalta il Re, muovi il cielo
cantare anche il cantico Libero in te, 805, perché questo Re glorioso è venuto qua giù, si è umiliato, si è spogliato della sua gloria per riscattare l'anima nostra. E noi vogliamo celebrare quest'opera di salvezza. L'anima nostra, fratelli, è stata liberata. Vogliamo ringraziare il Signore, solo Lui lo poteva fare e Lui l'ha voluto fare. E noi siamo qui a cantare della libertà che abbiamo in Cristo Gesù. Alleluia. Grazie Gesù. Andrò e combatterò, io non temerò, Gesù è con me, mi libererà. La tromba suonerà, il male tremerà, vittoria ho in Gesù, ho libertà, ho libertà. Gloria, gloria, alleluia, il peso mio è gettato in mare. Gloria, gloria, alleluia, Gesù è la mia libertà, libero in te. Il mio passato no, io non guarderò, libero e nuovo sono in te Gesù. Sì, io camminerò nelle tue vie, Signore, rifugio sei per me, ho libertà, ho libertà. Gloria, gloria, alleluia, il peso mio è gettato in mare. Gloria, gloria, alleluia, Gesù è la mia libertà. Gloria, gloria, alleluia, il peso mio è gettato in mare. Gloria, gloria, alleluia, Gesù è la mia libertà, libero in te. Libero, solo in te, Signore. Libero, solo in te, Signore. Liberi in Gesù. Liberi in Gesù. Gloria, gloria, alleluia, il peso mio è gettato in mare. Gloria, gloria, alleluia, Gesù è la mia libertà. Gloria, gloria, alleluia, il peso mio è gettato in mare. Gloria, gloria, alleluia, Gesù è la mia libertà, libero in te. Un giorno su nel cielo sarò con il mio Re, mi hai conquistato, in te ho libertà, ho libertà. Alleluia. Adesso canteremo ancora un cantico di lode al Signore, è l'inno 156, ma prima di cantarlo, visto che è un inno un po' antico e ha un linguaggio un po' più datato, lo vorrei leggere, se magari potete proiettarlo mentre lo leggo, per i nostri fratelli stranieri che magari alcune parole non le sentono nel parlare comune perché sono un po' antiche, però vogliamo meditarlo mentre lo leggiamo perché davvero parla al cuore.
Che cosa può l'anima mia lavare? Solo il sangue del Signore. Che cosa può risanare il cuore? Solo il sangue del Signore. Non v'è altro fiume d'amore che imbianchi questo cuore e che salvi il peccatore, solo il sangue del Signore. Che cosa può lavare il mio cuore? Solo il sangue del Signore. E per che cosa mostrerò il perdono? Solo per il sangue del Signore. E ancora, la purezza dona al cuore solo il sangue del Signore. Non sono le nostre opere, non la bontà nostra, ma solo il sangue del Signore. Speranza e pace dona ogni ora, cioè sempre, solo il sangue del Signore. E un giorno andrò su nel cielo solo per il sangue del Signore. Quando noi diciamo solo per il sangue del Signore, noi stiamo dicendo che è per grazia. Non è per opere, non è per bontà, non è per capacità, ma solo per il prezioso sangue di Gesù. Spero che sia stato di aiuto per qualche fratello che magari sta imparando la nostra lingua. Adesso lo vogliamo cantare con tutto il nostro cuore, amen. Che il linguaggio dei credenti, il linguaggio della fede, quello è comune a ogni credente. Alleluia. Che può l'alma mia lavar, solo il sangue del Signore. Che può il cuore risanar, solo il sangue del Signore. Non v'è altro rio d'amor che imbianchi questo cuore, solo il sangue del Signore. E il cuor nettarmi può, solo il sangue del Signore. Bel perdon che mostrerò, solo il sangue del Signore. Dove altro rio d'amore questo cuore che salvi il peccato, solo il sangue del Signore. La purezza dona al cuore, solo il sangue del Signore. Non son l'opere o la bontà, solo il sangue del Signore. Solo il sangue del Signore. Su nel cielo un dia andrò, solo per il sangue del Signore. Non v'è altro rio d'amor che imbianchi questo cuore, che salvi il peccato, solo il sangue del Signore, solo il sangue del Signore, solo il sangue del Signore. Alleluia. Signore, imbianca questo cuore con il fiume d'amore del tuo sangue versato per noi. Alleluia. Attraverso il sangue di Gesù adesso vogliamo pregare, sapendo che per quel sangue il Signore ci riceve. Quel sangue, fratelli, può sembrare forse a chi non è familiare con la parola una figura macabra. Quel sangue è il prezzo che è stato pagato per noi. Non siamo stati acquistati con oro o con argento, ma siamo stati acquistati, dice Pietro, con il prezioso sangue di Cristo Gesù. Cioè qualcuno ha dato la sua vita per noi. Alleluia. E per quel sangue il Signore ci riceve.
Adesso pregheremo nel nome di Gesù, questo Padre meraviglioso che ascolta le suppliche dei suoi figliuoli. Pregheremo per chi è nel lutto, è rientrato il fratello Giovanni, come vedete, in mezzo a noi. Vogliamo pregare per la sua famiglia, per la dipartita del papà, ma con lui abbiamo anche...
dove tu vorrai, io andrò. Dirò sì, Signore, dirò sì. Grazie Gesù. Alleluia. Dirò sì, Signore, dirò sì. Al volere tuo, dirò sì. Dove tu vorrai, io andrò. Dirò sì, Signore, dirò sì. Alleluia, alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia. Gesù, grazie.
Continuiamo a glorificare il nome del Signore con le nostre testimonianze. Vogliamo testimoniare per edificare, per innalzare il Signore. Vogliamo ascoltare contributi che ci permettono di avvicinarci al Signore. Amen. Quindi se c'è qualcuno che ha una parola di edificazione, la condivida con la Chiesa. Alleluia. Grazie, oh Dio. A tutti e in tutti noi la pace del Signore. Allora io lo voglio ringraziare perché sono andata e tornata dalla Tunisia. Per me è stato un viaggio impegnativo perché non sono abituata a viaggiare, mi stancano tante cose e anche durante la permanenza tutto liscio non è andato, ma posso testimoniare che il Signore è stato sempre con me. Amen. Quindi lo ringrazio veramente, lo ringrazio anche di essere qui e di essere pure venuta a piedi. Gloria a Dio. Un'altra cosa che voglio testimoniare è la guarigione del mio morbo di Boven, che dall'anno scorso mi ha fatto un po' preoccupare, perché è un carcinoma della pelle che poteva evolversi in una cosa molto brutta. Avrei dovuto fare la biopsia, poi ho rimandato perché sono partita e al controllo che ho fatto venerdì, ma io lo sapevo già quando sono andata che era guarito. Amen. E ho il controllo fra un anno, quindi ringrazio il Signore anche per questa cosa. So che ci sono cose molto più serie, più gravi, c'è tanta sofferenza in tutti noi, nelle famiglie, negli amici, però io sono grata al Signore soprattutto perché mi ha dato la fiducia. Ho detto: Signore, se guarisco bene, se non guarisco grazie allo stesso, ma comunque lo voglio ringraziare dal profondo del cuore. Quindi che il Signore ci benedica, e so che siamo tanti e non possiamo mai condividere con tutti quello che ci succede nella nostra vita, però lo spirito che ci unisce io credo che ci tocchi tutti quanti, quindi vi voglio bene e Dio ci benedica. Amen. Mi aspettavo di vederla un po' più abbronzata arrivando dall'Africa, ma la prossima volta. Bentornata la nostra sorella. Prego, fratello Giovanni. Signore sia lodato. È una grazia, fratelli, vivere nella grazia del Signore. Quando vengono le prove, vediamo in quale grazia veramente viviamo. Sembrava che a me personalmente ho vissuto questo, come avete saputo anche voi, della dipartita di mio padre, e ho potuto vivere e constatare che stando vicino al Signore è come vivere in un altro binario. Ma prima con i miei parenti, di cui abbiamo parlato spesso anche della figura del Signore Gesù, che è l'unico vero Dio e Salvatore. Però ho avuto anche l'opportunità di poter parlare, perché mio padre non era convertito, di poter parlare anche al prete, perché ha detto una frase che non mi è piaciuta, naturalmente, da cristiano, che Maria praticamente intercede per noi presso Gesù. E ci siamo messi poi alla fine a parlare con lui. Sapete, non mi ha neanche replicato, non mi ha detto niente di nulla. È rimasto muto a guardarmi. Io aspettavo che mi replicasse dicendomi qualcosa, ma quando gli ho detto che la grazia viene solo da Dio, che la grazia viene da Cristo che ci ha donato il suo figliolo, che tutto riceviamo direttamente dal Signore, dal nostro Creatore, e non abbiamo nessun altro, nessun intermediario al di fuori di Gesù Cristo. Mi guardava e non mi sapeva neanche replicare. E aspettavo lui, ma ha guardato e ho detto: ah, va bene. Come dire, niente, vuoto. E se n'è andato. E io sinceramente parlando, gli altri ci ascoltavano, ma anche gli altri hanno visto, questo vuoto che c'era in questa persona che si ritiene un servitore di Dio.
uno che mi poteva parlare del Signore perché ha conoscenza delle scritture. Purtroppo era vuoto, come una persona che non ha niente dentro, nessuna grazia. E ho potuto certificare che vivere in Cristo è tutta una vita diversa, una vita nuova, una vita vissuta veramente nel Signore. Il Signore ci benedica. Amen. Gloria a Dio. Voglio condividere con voi la benedizione di Dio, ecco. Io voglio ringraziarlo intanto perché sto vedendo in questi mesi come il Signore sta parlando prima di tutto alla mia vita per quanto riguarda la scuola domenicale. Lo ringrazio perché conferma continuamente la sua parola, quello che trattiamo, quello che stiamo trattando in queste domeniche, diciamo, da oggi. È un tema tanto difficile per chi non crede, ma anche tanto meraviglioso per chi crede, che è Gesù Cristo, morto e risorto. Questo tema, possiamo dire io ci credo, io so che il mio Redentore vive, perché mi ha trasformato, ha cambiato la mia vita, mi ha purificato, mi ha tirato fuori dal fango, mi ha tirato fuori dall'angoscia. Quando ero nell'angoscia, il Signore ha risposto con questo passo in Isaia 53, che dice: chi ha creduto a quello che abbiamo annunziato? A chi è stato rivelato il braccio del Signore? Egli è cresciuto davanti a lui come una pianticella, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci. Disprezzato, abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza. Pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori, quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure ne siamo stati guariti. Noi tutti eravamo smarriti come pecore e ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Ecco perché la nostra gioia, la nostra certezza in questo tema. E noi sappiamo che Gesù è risorto perché ha cambiato, ha trasformato la nostra vita. Io ringrazio il Signore perché ha creato in me questa fede per credere alla sua parola, a credere, qua dice, chi ha creduto a quello che abbiamo annunziato, a questa buona novella. Io ringrazio il Signore perché ha creato in me questa fede per credere alla sua parola. Io ringrazio il Signore perché tutti noi possiamo avere questa fede che il Signore dona. C'è scritto che Gesù crea la fede, la rende perfetta. Tutti quanti possiamo accedere. Io ringrazio il Signore per questo. Amen. Grazie a Dio. Gloria al tuo nome. Magari oggi veramente mi sento un po' diverso, come sempre, però oggi è particolarmente per me. C'è una gioia particolare perché riconosco quello che Dio ha fatto per me. Dice la parola di Dio questo, non dimenticate nessuno dei miei favori. Quando magari mi fermo a volte a meditare quella che la mia vita è stata, le mie tribolazioni che ho avuto da ragazzo, i miei problemi che ho avuto nella mia vita, nella mia famiglia, nella mia casa, magari oggi mi fermo e dico, Signore, grazie che ti ho conosciuto come Salvatore, come Dio potente. Magari il Signore per me ha fatto una vita di grande liberazione fin da bambino. Mi ricordo che una volta soltanto ero bambino, era il mio paese a Noto, è una cosa che voglio anche voi dirvi per aiutarvi a capire cos'è Dio per noi, come Lui sta attento a ogni nostra supplica, a ogni nostro pensiero. E ero bambino con i pantaloncini corti ed ero vicino alla chiesa che si chiama il Crocifisso in Sicilia,
E proprio ero seduto lì sul marciapiede, un bambino di 7-8 anni, io ho fatto un pensiero meraviglioso. Vedevo passare i preti che andavano in chiesa e detto, ma chi può mai arrivare a conoscere il Signore? Una cosa bella. Magari vi dico, dopo anni, qualche anno, tramite la malattia il Signore si è rivelato, ha permesso grandi rivelazioni, grande liberazione. Tutta la mia vita è stata un solco di benedizione, di prove, ma in questo riconosco che il Signore è stato vicino a me. Egli mi ha veramente benedetto. E sono arrivato ancora oggi come oggi, a questa età di 82 anni, 83 fra 6 mesi, però grazie al Signore sono arrivato ancora con la mente chiara e con la riconoscenza che il Signore è il mio Salvatore. Magari io ogni giorno merito soltanto questo, che la mia ricchezza personale, spirituale, familiare è il Signore. Quando c'è Lui c'è tutto, abbiamo tutto quanto, il bene di questo mondo. Quando ci assentiamo di questi beni e ancora il nostro sguardo si stacca dalla Sua presenza, noi caschiamo veramente su cose brutte, cose che non vanno bene. E dico, Signore, aiutaci a capire quanto sei importante per noi. Magari vi dico con tutto il cuore, il Signore è veramente importante per me. Io senza la Sua presenza sarei nulla, sarei smarrito. Però oggi mi accorgo che in me c'è una grande pace, una grande felicità, una grande speranza, anche nella mia famiglia, perché il Signore è con me. Il Signore è vicino a noi, anche se a volte non lo vediamo, non lo sentiamo come noi vorremmo, ma Lui è sempre costante e fedele vicino a noi. Io lo ringrazio oggi per questa apertura, per questa riconoscenza nella mia vita. Il Signore è benedetto. Amen. Amen. Gloria a Dio. Vogliamo raccogliere la nostra offerta adesso. Canteremo il cantico 748 per accompagnare la raccolta, ma prima vi chiedo di chinare i vostri capi. Vogliamo pregare il Signore anche per l'offerta. Signore, quello che Tu hai messo nel nostro cuore, noi Ti chiediamo che Tu lo benedica, che Tu parli al nostro cuore forse anche per mettere di più, ma in quello che facciamo, qualunque sia il pensiero che Tu ci hai messo nel cuore, Ti preghiamo che la Tua benedizione accompagni questa offerta, che è una testimonianza della Tua bontà, della Tua provvidenza, delle Tue cure paterne verso di noi. Signore, ricevi quanto abbiamo deliberato nel nostro cuore e aiutaci ad amministrare la generosità del Tuo popolo, perché il Tuo regno possa avanzare. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Signore, fammi un servo fedele, ambasciatore del Santo Evangelo. Questa preghiera mia viene dal cuore. Fammi, Signore, ti prego, Signore, un servitore fedele. Signore, fammi un servo fedele, ambasciatore del Santo Evangelo. Questa preghiera mia viene dal cuore. Fammi, Signore, ti prego, Signore, un servitore fedele. Alleluia. Questa mattina leggeremo la parabola dei talenti, Matteo 25.
dal versetto 14 al versetto 30, il Signore racconta questa parabola nell'ambito di un discorso sugli ultimi tempi. È una parabola che riguarda tutti, Che a volte qualcuno interpreta questa parabola senza gli strumenti giusti, la interpreta in chiave moderna. E per noi talento oggi vuol dire qualcosa che non è quello che vuole dire la Bibbia. Talento è quello che sicuramente non vediamo in televisione, perché ormai in televisione vediamo gente priva di talento che la mettono davanti alla telecamera e la gente pure applaude. Però talento vuol dire capacità straordinaria per noi. Un talento sportivo, un talento artistico o di qualsiasi altra natura. Nella Bibbia non è questo. L'interpretazione della scrittura si fa attraverso la scrittura. Amen. Molti interpretano la Bibbia con altri strumenti, ma la scrittura si interpreta con la scrittura. Se vogliamo comprendere il senso delle cose che dice la Bibbia, è nella Bibbia che dobbiamo trovare la spiegazione. Gli altri strumenti sicuramente ci faranno deviare. E dico questo perché molti hanno usato questa parabola per dimostrare che potevano usare le loro capacità straordinarie, artistiche, sportive. Voi pensate che esiste, fatemi fare questa parentesi, una cosa che mi ha inorridito quando l'ho vista, esiste però in America, quindi la vedremo tra qualche anno in Italia. Purtroppo è così, 10 anni dopo che è arrivato in America poi arriva in Italia, è quasi scientifica questa cosa. Ho visto dei video di culturisti, quelli che fanno bodybuilding, quelli che sollevano i pesi nei culti. Li chiamano, allora vanno lì davanti all'assemblea e dimostrano il loro talento sportivo, la loro grande forza, sollevando davanti all'assemblea i pesi. E il predicatore va a fianco a loro dicendo: questa è la forza che Dio ci dà. Vi voglio dire una cosa, io non ho neanche un grammo della forza di questi culturisti, ma mi sento forte nel Signore, che la forza che Dio dà non ha niente a che fare con i bicipiti e i quadricipiti, ma è una forza che viene dall'alto per superare le prove. Eppure noi viviamo in questo mondo in cui si interpreta così, nel senso comune. Allora questa povera parabola l'hanno davvero accartocciata e reinterpretata per dimostrare che dobbiamo dare sfoggio dei nostri talenti. Dio voleva dire qualcos'altro, anche perché, questa è la mia premessa, se fosse quello il senso, quello che diremo questa mattina sarebbe per pochi, ma per pochissimi. Invece Gesù ha dato questa parabola per tutti noi. Leggo Matteo 25 dal verso 14. Poiché avverrà come a un uomo il quale, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, a ciascuno secondo la sua capacità, e partì. Subito colui che aveva ricevuto i 5 talenti andò a farli fruttare e ne guadagnò altri 5. Allo stesso modo quello dei 2 talenti ne guadagnò altri 2. Ma colui che ne aveva ricevuto 1 andò a fare una buca in terra e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi ritornò a fare i conti con loro. Colui che aveva ricevuto i 5 talenti venne e presentò altri 5 talenti, dicendo: Signore,
tu mi affidasti 5 talenti, ecco, ho guadagnato altri 5 talenti. Il suo padrone gli disse, va bene, servo buono e fedele. Sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore. Poi si presentò anche quello dei 2 talenti e disse, Signore, tu mi affidasti 2 talenti, ecco, ho guadagnato altri 2 talenti. Il suo padrone gli disse, va bene, servo buono e fedele. Sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore. Poi si avvicinò anche quello che aveva ricevuto 1 talento solo e disse, Signore, io sapevo che tu sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Eccoti il tuo. Il suo padrone gli rispose, servo malvagio e fannullone. Tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Dovevi dunque portare il mio denaro dai banchieri. Al mio ritorno avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a colui che ha i 10 talenti, poiché a chiunque ha sarà dato ed egli sovrabbonderà, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E quel servo inutile gettatelo nelle tenebre di fuori, là ci sarà pianto e stridor di denti. Signore, parla al nostro cuore questa mattina attraverso questa parabola delle grandi cose che tu hai fatto per noi. Signore, apri i nostri occhi perché possiamo vedere il bene grande che tu hai portato nella nostra vita, quello che tu hai dato a noi, oh Signore, perché noi vogliamo portare frutto per te. Vogliamo, Signore, udire buone parole dalla tua bocca, parole di approvazione, parole che testimoniano che la nostra vita spesa per te è un guadagno. Signore, incoraggia i miei fratelli e aiuta me perché io possa condividere la tua parola e non pensieri personali. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Potete accomodarvi, fratelli. Su questa parabola abbiamo meditato più volte, c'è così tanto da dire, tanti aspetti, se ne potrebbero vedere davvero a decine. Ma questa mattina ci vogliamo concentrare sul servitore dei 5 talenti, il servitore dei 2 talenti. Quindi nessuno si prepari a sentire parole su quello del solo talento, del servo fannullone, dice Gesù, malvagio, chiama Gesù, inutile. Non parleremo di lui, parleremo invece degli altri, per dire che noi siamo chiamati tutti, siamo tutti coinvolti in questa parabola. Prima vi parlavo di queste strane tendenze. Questi talenti di cui parla Gesù, dicevo, non sono facoltà particolari, quindi ci dobbiamo sentire tutti chiamati in causa. È un po' la nota delle chiese pentecostali. Stavo considerando questo un po' di tempo fa. Voi sapete che ci sono tante denominazioni nel mondo evangelico, nel mondo cristiano ancora di più. Ma la particolarità del mondo pentecostale è anche questa negli ultimi tempi, che è dedito alla scena, direi, è dedito all'intrattenimento, è dedito alla spettacolarizzazione delle cose di Dio. È solo nel mondo pentecostale che noi vediamo la trasformazione dei locali di culto in teatri con palcoscenici. Il luogo del pulpito viene sostituito da piattaforme nelle quali da una persona che predica la parola
prende il posto una band che esibisce cose, si creano scenari, contesti che hanno a che fare con lo sviluppare talenti artistici. Solo nel mondo pentecostale si nota questa concentrazione, no? Nell'incentivare lo sviluppo dei talenti artistici, la recitazione, il canto, la musica. È particolare questa cosa. Signore, ci faccia meditare, perché Paolo dice: il Signore non mi ha chiamato neanche a battezzare, mi ha chiamato a predicare. E noi siamo chiamati ad annunciare la parola del Signore. E quindi questa parabola è stata presa a piene mani per dire che dobbiamo sviluppare i nostri talenti e farli fruttare. Non dice così la parabola. Dice la parabola che questo uomo ricco, che rappresenta il nostro Signore, partì per un viaggio ed è chiaro che ritornerà da questo viaggio. Il nostro Signore è partito, è salito al cielo, ma tornerà. Ma c'è scritto che prima di partire affidò ai suoi servi i suoi beni. Gesù, prima di salire alla destra del Padre per intercedere per noi, ha affidato ai suoi i suoi beni. Quindi non sono cose nostre, non sono talenti nostri particolari, ma sono i beni del Signore che Lui ha dato ai Suoi. E noi che conosciamo questo Dio così generoso possiamo dire che il Signore ci ha affidato beni e li ha affidati a tutti. È Gesù che ha dato i Suoi beni e li ha dati in maniera larga. Il termine talento ci parla di tanto e di tanto valore. Il talento era una misura del denaro vastissima. Erano 6.000 denari. I talenti erano la valuta più alta, erano il valore più alto economico. Gesù ci ha dato qualcosa di prezioso e lo ha dato a ognuno di noi. Ce lo ha consegnato, ce lo ha affidato e ha messo nelle nostre mani i suoi beni. Questa parabola aiuta ognuno di noi a non sprofondare nell'autocommiserazione. Nessuno dei figliuoli di Dio è un calimero, piccolo, brutto e nero, che piange perché non ha niente, non sa fare niente, non è capace di fare niente e nessuno lo chiama mai perché non ha alcuna capacità. Nessuno nel popolo del Signore può dire questo. Il Signore ci riabilita, ci dà una dignità perché prima di andare al cielo ci ha affidato i Suoi beni e li ha dati a ciascuno di noi. Benedetto sia il nome del Signore. Lo vogliamo ringraziare perché l'ultimo degli uomini agli occhi degli altri uomini è prezioso agli occhi del Signore. E lì ci ha affidato i Suoi beni. Pensate che nel Nuovo Testamento solo tra gli atti e le epistole per più di 30 volte ricorre l'espressione Lui ha dato, Lui ci ha dato, Lui ci ha donato. Per più di 30 volte il Signore ha fatto cose grandi per noi. Il Signore ci ha dato tante cose. Egli ci ha dato il suo Figlio, me ne sono puntate alcune ma non sono tutte. Ci ha dato il suo Figlio, ci ha dato lo Spirito Santo, ci ha dato la gloria, ci ha dato la vita eterna, ci ha dato la grazia, dice il Nuovo Testamento, ci ha dato l'intelligenza, ci ha dato la pietà, ci ha dato i doni spirituali, ci ha dato la saggezza, ci ha dato i ministeri del Signore glorificato, ci ha dato uno spirito di forza, ci ha dato la franchezza, ci ha dato la pace, ci ha dato una famiglia nel Signore, ci ha dato la fede, ci ha dato le buone opere, ci ha dato il perdono dei peccati, ci ha dato doni buoni e cose buone a chi gliele chiede, ci ha dato il nome di Gesù, ci ha dato la parola di Dio.
e ci ha dato molte altre cose. Dio ci ha dato i suoi beni. Gloria al Signore. Nessuno è autorizzato a sostenere di non avere nulla tra le mani, perché anche, come si dice sempre, quello del solo talento ha un talento nelle mani. Non ha una dracma, non ha una monetina, ha un talento, ha qualcosa di grande valore. Il Signore ci ha consegnato beni grandi. E se qualcuno tra noi ritiene di non aver ricevuto nulla, in questo preciso istante rivolgi la tua personale preghiera al Signore, invoca il nome del Signore, perché quando Cristo viene porta con sé tutti i suoi doni e li dà a me e a te. Non lascia nessuno dei suoi figli a mani vuote. Questo Signore, prima di partire, affidò i suoi beni, ci sono stati consegnati. Siamo ricchi nel Signore. Amen. Abbiamo tante cose. Allora quello che noi dobbiamo fare è compiere un'indagine interiore per riconoscere i beni che Gesù ci ha dato. Vorrei dire a chi recrimina, a chi disprezza l'opera del Signore compiuta nella sua vita, a chi forse accusa anche il Signore di non avere nulla, che è un peccato davanti al Signore, perché il Signore ci ha dato grandi cose. Noi le dobbiamo riconoscere. Noi dobbiamo riconoscere che cosa il Signore ci ha affidato, che cosa ci ha consegnato per ringraziarlo. Noi siamo ricchi nel Signore, siamo ricchi, siamo figli del Re. Amen. Oltre a tante altre cose che noi possiamo sicuramente riconoscere che vengono dalla mano del Signore. Riguardo alle cose comuni, lo diciamo spesso, la forza stessa per andare a lavorare, le capacità quotidiane, perché no, anche i talenti artistici, sportivi, ma sappiate che in questa Chiesa non farò mai sollevare pesi a nessuno. Perché no, anche le cose particolari, tutto è un dono del Signore e noi vogliamo ringraziare il Signore per questo. Amen. Possiamo tornare a casa allegri, perché possiamo dire di essere un popolo arricchito da un Dio buono. Amen. Ma non è così. Qualcuno se n'è andato proprio, non ne vuole sapere. Ed è proprio la sorella di Alessio. Non c'è neanche Alessio. Dov'è Alessio? Ho bisogno di Alessio. Puoi andare a trovare tuo fratello e farlo tornare, per favore? Perché Alessio? Perché voi dovete sapere che tra i nostri giovani e tra i nostri adolescenti abbiamo dei talenti, ma talenti moderni, non biblici. E Alessio è uno di questi. Alessio, se voi gli date qualcosa, lui è capace di trafficarlo. E quindi io me lo sto curando perché potrebbe essere sempre utile. Abbiamo detto che siamo ricchi nel Signore, ma il Signore ci ha consegnato delle cose, non per contemplarle e dire quanto sono belle le cose del Signore. Ce le ha consegnate perché nella nostra traduzione abbiamo letto le facciamo fruttare, ma il termine originale è trafficare. Dobbiamo trafficare i beni del Signore. Dobbiamo, dopo aver riconosciuto quello che il Signore ci ha dato, trafficarlo. Dobbiamo essere impegnati affinché quello che il Signore ha messo nelle nostre mani generi, nessuno si scandalizzi, profitto spirituale. Profitto spirituale. Quello che il Signore ha messo nella mia vita e nella tua vita deve essere impegnato, deve essere movimentato, deve essere trafficato perché generi profitto per colui che ce lo ha affidato. Anche perché questo Signore non ci ha fatto dei regali, ma ci ha affidato delle cose, ma Lui tornerà.
Si sbagliò quel servo che diceva che questo Signore miete dove non semina, perché i talenti non erano dei servi, ma erano del Signore. Quel Signore così mal raccontato dal servo malvagio e fannullone era proprio un'altra persona. Stava parlando questo servo di un uomo che non aveva niente e andava a prendere quello che non era suo. Ma invece il Signore della parabola aveva dato i suoi beni a quei servi, perché quei servi non avevano nulla e lui diede loro i suoi beni, chiedendo loro di trafficarli. Fratelli, i beni del Signore dobbiamo farli muovere. Dobbiamo farli muovere. E ora sta arrivando il nostro esempio, che credo sia andato via proprio per fare questa sfilata ed essere visto da tutti. Se volete sapere come si muovono i beni, alla fine del culto andate da Alessio e lui vi spiegherà come il poco è capace di farlo moltiplicare. C'è un solo modo. C'è un solo modo. Fare muovere i talenti. E compiere l'azione opposta a scavare una buca e metterli lì. L'unico modo per trarre profitto da quello che il Signore ci ha dato è muoverlo, portarlo fuori, usarlo per gli altri, usarlo in qualsiasi modo, usare le cose che il Signore ci ha dato. Potrei rileggervi l'elenco, ma tutto quello che il Signore ci ha dato. La vita eterna, la grazia, la sua saggezza, la pietà, i doni dello Spirito, lo zelo, la franchezza, la pienezza dello Spirito Santo, la predicazione della grazia, l'annuncio di Gesù, il nostro Salvatore. Tutto quello che il Signore ci dà, muoviamolo, usiamolo. Questo deve essere il nostro impegno. Il pensare a come far fruttare i talenti che il Signore ci ha dato. Chi lo fece ne ebbe profitto. Chi non lo fece non ne ebbe profitto. Una regola molto semplice. Non c'è bisogno di pensare al modo, Signore, illuminami nel modo in cui io ti devo servire. Signore, io sento nel mio cuore che ho solo questo è la mia indole, la mia passione e io devo impegnarmi e capire qual è la strada che tu mi vuoi far intraprendere. No, tutto quello che il Signore ti ha dato, ogni bene del Signore, muovilo. Ti ha dato la pace, comunicala, usala. Porta pace dove pace non c'è. Ti ha dato franchezza, annuncia Gesù, annuncialo. Senti il perdono dei peccati, mostra questo perdono nel mondo dove sei. Porta i talenti ovunque tu sei. Non tenerli per te, non chiuderti in te, ma comunica, usa ogni bene che il Signore ti ha dato. Qualsiasi cosa. Se è riconosciuto come bene del Signore, porterà un profitto. Qualsiasi cosa. Ecco perché siamo chiamati tutti. Ecco perché nessuno di noi può dire io non sono questo perché io non so parlare, io non ho facoltà economiche, io non posso fare niente, non ho nemmeno la salute. No, il nostro esercizio deve essere di riconoscere i beni del Signore e quando li abbiamo riconosciuto quello è del Signore, quello me l'ha dato il Signore, quello è ciò che il Signore ha messo nel mio cuore, qualunque cosa essa sia, allora facciamola muovere. Quindi sono questi i passaggi, riconosci e quello che hai riconosciuto, usalo, ma se lo uso si consuma, se la mia gioia la porto dove non c'è gioia, me la toglieranno la gioia, non è così, nel regno dei cieli non è così, tu usa i beni del Signore e quelli si moltiplicano, ma io ho la mia gioia, sai che ti dico? Me ne sto a casa mia,
perché quando incontro la gente storta me la tolgono la gioia. E io non me la voglio far togliere la gioia, me ne sto a casa mia, sto contento, canto i miei cantici, do lode a Gesù. Quello è il modo di mettere nella buca il talento che il Signore ti ha dato. Non frutterà, non frutterà, non servirà a nulla se non a strappare dalla bocca del Signore parole che noi dal Signore non vorremmo mai sentire. Fannullone, malvagio, inutile. Usa quello che il Signore ti ha dato. No, io non posso, non ce la faccio, non ho nulla, il poco che ho me l'hanno tolto. No, ne abbiamo di beni. Hai ricevuto il perdono dei peccati. C'è un mondo che vive nell'angoscia per il peso del peccato. Noi dobbiamo usare questo dono per arrivare agli altri e comunicare Gesù. Conosci la parola di Dio. Ubbidisci a quella parola e condividila con gli altri, perché c'è un mondo che non la conosce questa parola e infatti vive nella confusione. Conosci Gesù? Vai nelle strade di questo mondo col tuo amico, col tuo buon pastore, e lui si presenterà agli altri e altri conosceranno Gesù. Conosci la pietà, la devozione, la comunione con Dio, il andare davanti al Signore. Usa questi doni per andare al Signore, intercedere, perché un profumo salga al trono della grazia e l'esaudimento scenda dal cielo come un dono di Dio. Dobbiamo trafficare, dobbiamo usare. Permettetemi, a volte dobbiamo osare, perché la paura ci prende. Quell'altro servo dice: ho avuto paura di perdere, ma il Signore ci ha dato quello che ci ha dato, non per noi, ma perché noi ci mettiamo all'opera. E questo va dal più giovane al più anziano. Qualcuno dice: io sono anziano, ormai il mio tempo è andato. Non è così. Hai dei beni che riconosci che il Signore ti ha dato. Sono i talenti che il Signore ti chiederà ancora. Non lasciare andare avanti gli altri. A te il Signore ha affidato qualcosa che non ha affidato a me. Servi il Signore, cammina nelle vie del Signore. Metti, investi, traffica le cose del Signore, perché questo è ciò a cui il Signore ci ha chiamato, qualunque cosa sia. E noi ci conosciamo, fratelli. Sul nostro posto di lavoro sappiamo quali sono le chiavi. Nella nostra famiglia sappiamo quali sono gli argomenti. Noi sappiamo le cose che il Signore ci ha donato. Usiamole. A volte basta un sorriso sul posto di lavoro per aprire una porta in qualcuno che si apre, noi possiamo annunciargli Gesù. A volte è la nostra stessa testimonianza che diventa un punto di riferimento, e quando qualcuno sa che non ha dove andare, si rivolge a noi. Ma lo dobbiamo fare. Uno degli insegnamenti di questa parabola è che i figli di Dio non si fanno la loro vita, non si fanno i fatti loro. Vivono trafficando per il regno di Dio. Per il regno di Dio, non per il loro profitto personale, ma per il guadagno del loro Signore. È una regola. Alessio, puoi confermarmi che funziona così? Quando porti fuori qualcosa, il guadagno c'è. Guarda che arriveranno un sacco di fratelli e sorelle dopo il culto a chiederti qualche segreto. Ciò che è trafficato diventa guadagnato. Se utilizzeremo i doni del Signore, si moltiplicheranno. Ed è un miracolo. Ciò che usi in questo mondo si consuma e poi lo butti.
ciò che usi nel regno dei cieli si moltiplica. Si moltiplica. Più precisamente raddoppia, ci insegna la parabola. Raddoppia. Raddoppia e si moltiplica non solo in quantità, ma anche in qualità. Perché a volte pensiamo che ci debba essere il tanto, ma nel termine originale, quando i servi fanno il loro racconto al loro Signore e dicono ecco, ne ho guadagnati altri 2 talenti, ho guadagnato altri 5 talenti. Il termine originale potrebbe anche essere tradotto ho spostato dal buono all'ottimo. Quando noi traffichiamo i beni del Signore, noi spostiamo le cose dal buono all'ottimo, dal mediocre all'estremamente positivo, dalle cose che sono ordinarie, cito lo studio di venerdì, allo straordinario, dalle cose terrene alle cose eterne, dalle cose che sono nelle tenebre portiamo la luce. Quando noi traffichiamo i beni del Signore, ne sorge un guadagno che non è solo di quantità, Dio voglia anche questo, ma anche di qualità. Quando noi portiamo la pace di Dio, le famiglie guariscono. Quando noi portiamo l'annuncio del Vangelo, i peccatori si salvano. Quando noi portiamo le nostre intercessioni a Dio, i nostri cari si convertono. Quando noi portiamo nel mondo la saggezza e l'intelligenza divina, il mondo va nei binari che vuole il Signore e ne ha pace e gioia. C'è un guadagno sempre a trafficare le cose del Signore. E se qualcuno di noi sente che nella sua vita non sta notando guadagno, non sta notando frutto, non sta notando crescita, probabilmente la risposta è in questa parabola. Stai scavando una fossa e non stai usando le cose che il Signore ti ha chiesto di usare. Te le stai tenendo per te dicendo non dirò al Signore che sono mie, appena me le chiede io gliele do. Coraggio sorella, coraggio fratello, muoviamoci nelle vie del Signore, usiamo i doni del Signore. E il Signore saprà ispirarci, saprà consigliarci col suo spirito, saprà illuminare quell'aspetto della nostra vita che Lui ha raggiunto coi Suoi beni per dire muoviti in quella direzione figlio mio, parla in quel modo figlia mia, usa i miei talenti, quelli che ti ho dato, usali, adesso è il momento, vai, fai un passo, muovi la tua mano, apri la tua bocca, traffica i talenti. E io li farò moltiplicare. Ora questo guadagno ovviamente non è per noi, è per il Signore, è per Lui. Il guadagno è suo, ma noi ne godremo con Lui, perché Dio è buono. Infatti in questa parabola c'è un premio per i servi buoni e fedeli. Il Signore gli darà molte cose, ma c'è questo principio, attenzione, che demolisce il Vangelo dell'intrattenimento. Chi è fedele nelle piccole cose riceverà le grandi cose. Servo buono e fedele, io non ti avevo chiesto di fare grandi cose, ti avevo chiesto di usare quello che ti ho dato e non ti ho detto come, non ti ho detto quando, non ti ho detto quanto. Ti ho detto traffica, usa, come ti senti, come sai, per quello che tu riconosci, in semplicità, con grande fede, ma traffica, usa, servi, muoviti, fai quello che il tuo cuore è ispirato dal mio spirito per usare i miei beni, fallo. E ti sembrerà poco, ma lo vedrai fruttare. E sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò su molte cose. E chissà che forse fare anche la cosa minima, quella che tu ritieni minima, ininfluente, invece agli occhi del Signore
è l'utilizzo dei suoi talenti. Qualcuno dice, se io osservo il Signore in questo modo non sposto nulla negli equilibri mondiali, non porterò utilità a nessuno, neanche all'ultimo degli uomini, quindi che vale farlo? Fallo, nel nome del Signore, fallo. E il Signore ti dirà, servo buono e fedele, ho visto che sei stato fedele nelle piccole cose, non hai smesso, non ti sei scoraggiato, non hai detto è tutto inutile, io me ne sto per i fatti miei, metto tutto nella buca, nascondo e vivo la mia vita in attesa. Sei stato fedele nelle piccole cose e io ti darò le grandi cose. Dio è buono, Lui ne ha il guadagno perché l'opera è sua, ma la partecipa anche a noi. E voglio concludere con un aspetto che personalmente è di grande incoraggiamento, permettetemi anche di grande ambizione spirituale. E io vorrei trasmettervi questo. Vogliamo essere ambiziosi questa mattina, perché la parabola dice che il Signore distribuì i talenti a ciascuno secondo la sua capacità. Questa parola, capacità, si trova scritta con lo stesso termine in un brano che io adesso vi leggo, ma non vi dico dov'è, perché non c'è bisogno. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. La parola che Gesù usa nella parabola, la rileggo, è ma voi riceverete capacità. E se tu dici insieme a me, Signore, io guardo le mie capacità e io sono quello a cui puoi affidare al massimo un talento, questa mattina noi vogliamo essere ambiziosi. Se tu vuoi più talenti, il Signore li darà a chi ha la capacità di portarli. Cioè, se tu vuoi capacità, chiedi la pienezza dello Spirito Santo. Il Signore ti darà capacità e su quella capacità ti darà i suoi beni e tu li potrai trafficare per guadagnare per il regno dei cieli. Amen. Vogliamo chiedere capacità al Signore, vogliamo chiedere i suoi doni, ma poi li vogliamo usare per vedere frutto nella nostra vita, frutto che onora il Signore. Alziamoci in piedi, chiediamolo insieme al Signore. Egli ci consegna, perché noi possiamo impegnarci e usare i suoi doni per guadagnarli nel suo regno. Alleluia, alleluia. Signore, ti vogliamo servire con quello che abbiamo. Ci sono storie nella storia della Chiesa di missionari che sapevano fare cose pratiche. C'era un uomo che si chiamava William Carey, era un ciabattino, riparava le scarpe. A lui usò quella capacità per andare in terra straniera e divenne il fondatore delle missioni nell'Asia. Ci fu una donna che sapeva fare illustrazioni, usò quella sua capacità per andare ai bambini nel Nord Africa e costruì orfanotrofi. Centinaia di bambini conobbero Gesù attirati da servizi pratici di quella donna. Ogni bene che il Signore ci dà, se noi lo usiamo, il Signore lo userà nei cieli per moltiplicarlo alla sua gloria. Questa mattina vogliamo riconoscere i beni del Signore. Alleluia. Se riconosci tutti i doni buoni del Signore, ringrazialo, lodalo, benedici il suo nome. Perché una cosa è certa, fratelli, noi possiamo benedire colui che è stato largo con noi, è stato buono con noi, è stato generoso con noi. Alleluia. Grazie per i tuoi doni buoni, oh Signore. Grazie, Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Questa mattina proponiamoci di non scavare un buco per fare la nostra vita, ma di usare ogni cosa che il Signore ci ha donato, in ogni maniera, in modo semplice, ma con zelo,
perché il Signore ne abbia guadagno. Alleluia, alleluia. Grazie Signore per ogni cosa che ci hai dato. Alleluia, alleluia. Benedetto il nome del Signore. Benedetto il nome del Signore. Signore, apri gli occhi dei miei fratelli e delle mie sorelle, perché possano riconoscere tutte le cose che Tu ci hai donato, dalle più piccole alle più grandi, Signore. Vogliamo riconoscerle, farne un elenco celeste per proporci di usarle una ad una. Cuore che ti possa servire, Un vaso per la gloria Tua, Signore. riempilo di te che sei il mio re. Niente c'è che può piacerti mai, solo tu puoi fare di me un vaso per la gloria tua, Signore, adatto per servire te che sei il Re. Raggiungi le tue capacità. Signore, fa di me un vaso nuovo e riempilo di te. Argilla sono in mano tua e sei con me come un saggio formato. Sì, vaso nuovo fai di me, Signore. Fa di me un vaso per te, un cuore che ti possa servire, un vaso per la gloria tua, Signore, adatto per servire te che sei il Re. Signore, fa di me un vaso nuovo e riempilo
sono in mano tua e sei con me come un saggio formatore, un vaso nuovo fai di me, Signore, un vaso nuovo fai di me, Signore, un vaso nuovo fai di me, Signore. Alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Vorrei fare un appello questa mattina.